Massimo Mariotti, temeva una partita difficile, il Giovinazzo sul finale ha battuto il Grosseto, una gara segnata anche dall'infortunio durante la gara di Sigliero, quindi è stata una serata un po' storta. Beh, partiamo dalla fine, nel senso la partita poteva terminare 4-3, chiaramente noi sul 4-3 ci siamo buttati a cercare di recuperare il risultato, oltretutto avevamo il carico di 9 falli, quindi dovevamo stare attenti. Il Giovinazzo nell'ultimo minuto ha fatto il quinto e il sesto gol, ma chiaramente lì il risultato non credo che sia veritiero. Credo che per l'andamento della partita abbiamo fatto comunque una buona partita. Non mi sono piaciute alcune cose che solo chi ha l'occhio lungo può notare durante la partita, però questo fa parte del gioco e niente, purtroppo dopo 5 minuti si è fatto male Sillero, non l'ho più potuto utilizzare, quindi anche nelle rotazioni questo è stato un handicap, oltre al valore del giocatore che tra l'altro stava molto bene, anche l'ultima partita col Novara aveva fatto una bella partita, si era allenato molto bene in settimana. Siamo andati avanti 2-0 giocando bene, come ci capita di solito, e poi abbiamo subito il 2-1 per un infortunio, il 2-2 in contropiede, lì la partita è tornata in equilibrio, ma siamo sempre stati capaci di riproporci in attacco e ripeto, Giovinazzo è sicuramente una squadra che è migliorata rispetto all'andata, ha preso uno dei 10 giocatori migliori in Portogallo che esordiva stasera e niente, mi dispiace perché era una partita che comunque potevamo portare con un risultato positivo e per una serie di motivazioni non ci siamo riusciti, comunque complimenti a Giovinazzo. Ecco, qualche recriminazione magari anche negli episodi chiave, c'è stato il rigore a favore, dal rigore a favore ha girato al contrario, magari quest'anno l'unica cosa che si può imputare ai tuoi ragazzi è che quando hanno la possibilità di chiudere un match non gli riesce diciamo così, di afferrare la preda. Ma sai, quelle sono anche le caratteristiche, comunque sia, non so se te ti riferisci a una chiamata un po' dubbia ecco, oppure no, non voglio attaccarmi a certe cose, anche se ripeto, da una coppia arbitrale così importante, insomma, per l'esperienza che c'è, in alcune circostanze mi sarei aspettato qualche cosa di diverso, però abbiamo perso, si perde sul campo, la prima punizione di prima De Oro l'ha tirata dentro, ha fatto molto bene, chiaramente la seconda, quella di Francisco, aveva fatto un bel gesto, è stato bravissimo Veludo e noi rigore Samuel Amato di solito le tira alti, quindi Fongaro è partito per coprire la parte alta, è stato bravo anche Samuel che l'ha tirata sotto, questo fa parte del gioco e va accettato, ripeto, forse è il risultato che ci punisce oltre misura. Grazie allora Massimo Mariotti, ci rivediamo settimana. Grazie a voi.